Due squadre che vivono momenti completamente opposti. La Kame Treviso vuole mettersi alle spalle questo inizio negativo e vuole cancellare la casella dello 0 in classifica. E Global Work Capurso dal proprio canto al morale alle stelle. Buonasera dal Pala Cicogna di Ponzano Veneto, da Carmine Esposito. Siamo in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5 per la quarta giornata della Serie A quinto. Quindi la partita è già iniziata, andremo dopo a leggere le formazioni con Pietrangelo pronto al lancio, con Micoli che lascia scorrere, un'assenza importante per il Global Work Capurso, un recupero importante invece per Silvio Rocia, che rispetto alla gara di San Rufo nello Sky Match può contare su André Ferreira, che ha scontato il suo turno di squalifica, mentre Chiaffarato deve rinunciare a Binghioba, assenza molto importante quindi per il team pugliese che ha battuto nell'infrasettimanale il Pomezia per 6-0, trovando la sua prima vittoria in campionato, prima vittoria storica nella massima serie per il club pugliese. Occhio ancora alla Kame con il sinistro, il gol, il vantaggio da parte della Kame con Donin che trova l'1-0 dopo 43 secondi, passa quindi in vantaggio la squadra allenata da Silvio Rocia con Donin, bravo a battere Micoli, si rompe subito il ghiaccio alla Pala Cicogna, rivediamo il recupero di Donin, la finta, la sterzata e con il sinistro batte Micoli per il vantaggio quindi della Kame Treviso. 1-0, primo gol in campionato per Enrico Donin. Palla che resta lì, occhio a Pires, allarga il gioco, ancora Capurso che vuole subito reagire, arriva il primo fallo del match, lo ha commesso Antoniazzi, intervento falloso del giocatore classe 97, una delle novità di questa stagione. Punizione per il Global Work Capurso, palla in area di rigore, la mette fuori ancora Antoniazzi, ci riprova il Capurso con Pires, intercetto ancora di Antoniazzi che anticipa Giannattasio, rimessa in zona d'attacco per il Capurso e quindi già si è rotto il ghiaccio al Pala Cicogna con la prima rete in stagione per Enrico Donin, bravissimo a sterzare, a battere Micoli, cerca la reazione del Capurso, la palla passa a Pietrangelo, poi ancora Pietrangelo sulla conclusione di Pires, poi c'è stato anche un tocco e quindi sarà rimessa dal fondo già battuta, una chance per il Capurso di impattare il punteggio. Occhio a Vieira, Micoli dice di no, siamo già dalla parte opposta con l'occasione importante per il team di casa, rivediamo, bravo Micoli sulla finta di Vieira a dire di no. Quindi un'occasione in 10 secondi da ambo le parti, prima per il Capurso e poi per Vieira. Subito un inizio spumeggiante, ancora Giapaviera che ci prova, trova la deviazione di Grandinetti e quindi sarà corner per la Kame Treviso con Sutton pronto alla battuta. Mette fuori il numero 10, si stacca Antonazzi, sinistro murato, riparte il Capurso con Grandinetti e quindi Lamas, autore di una grande partita martedì contro il Pomezia nel 6-0 dei pugliesi, autore di ben 4 gol, 5 in 3 partite per lui. Intanto Pietrangelo ferma la corsa di Pires, la mette in rimessa laterale. Lamas alla battuta, scucchiaia fuori per il sinistro di Pires, dosso a Giapaviera, altra rimessa però dalla parte opposta per il Capurso.
vuole subito reagire dopo il vantaggio di Donin. Respinge Pietrangelo, riparte Vieira, un po' di spazio il capitano della Kame che però non la tiene in campo. Andiamo anche a leggere la terna arbitrale con il primo arbitro Ivo Colangeli della sezione di Aprilia, il secondo Angelo Bottini della sezione di Roma, il crono diretto da Martina Piccolo della sezione di Treviso. Tanto Pietrangelo legge tutto e spazza via. Pires, palla dalle parti di Pietrangelo che la tiene. Ieri si sono giocate 2 partite di questa quarta giornata della Serie A Quinto con la vittoria della Sala Consilina per 3-2 sul campo dell'84 in rimonta e poi la vittoria del Mantova 4-3 sulla Sandro Abate. Alle 18 start per Pomezia e Cositi, derby laziale stasera al centro sportivo Cercola, Napoli CDM. Domani a completare il quadro della quarta giornata alle 17:30 Covei Meta Catania Roma 1927 e alle 20:45 Feldieboli Pirossigeno Cosenza. Intanto la parata di Micoli sulla conclusione dalla distanza. Feldieboli Cosenza in diretta su Sky Sport. Eccolo qui Micoli ora in possesso. Elude l'intervento di Vieira, si mette in proprio Micoli che poi calcia col destro ma sul fondo. Ci ha provato il numero 31, riparte Vieira e quindi Donin, l'autore dell'1-0. Vieira, Antionazzi cerca e trova Sutton. Micoli dice di no, ancora Sutton, scambia con Vieira. Sutton, Micoli evita il 2-0, doppia occasione per il team di Silvio Roccia. Ancora Giappa Vieira, Donin, Sutton, Vieira, fermato, rimessa per il Capurso. Bravo Pires a fermare la corsa di Antoniazzi. Pires, Lamas, ancora Pires tra le linee, in buca Antoniazzi in anticipo, fallo di Dammacco. Primo fallo per il Capurso dopo 4 minuti e 44 secondi. 1-0 per la Kame Treviso. È sbloccato il punteggio dopo 43 secondi con il primo gol stagionale di Enrico Donin. Sbaglia qui il controllo proprio Donin sul passaggio in orizzontale di Sutton. Riparte il Capurso. Pires, Grandinetti, imbucata ancora Pires. Micoli torna dal numero 7, avanza l'argentino, un po' di spazio. Grandinetti calcia col destro, murato da Donin, la palla torna a Giuseppe Micoli che cerca Primavera, si scontra, occhio, problema per il giocatore del Capurso che resta a terra. Inizio non positivo per la Kame Treviso in questo avvio di campionato con 3 sconfitte consecutive per la squadra di Silvio Roccia. Capurso invece che ha perso le prime 2 contro i campioni e i vice campioni d'Italia
Meta Catania e Napoli poi ha vinto contro il Pomezia. Intanto abbiamo rivisto lo scontro con Primavera, che ha subito un brutto colpo alla testa e deve lasciare momentaneamente il campo. Speriamo non sia riparte il gioco, 15:33 da giocare, possesso per la Kame con Sutton, Azzoni appena entrato, Donin, ancora Azzoni, si fa vedere Gargantini appena entrato, palla imbucata, recuperata da Perry, classica staffetta con Grandinetti, ovviamente peserà l'assenza di Binghioba, il peso d'attacco per Chiaffarato, fuori per infortunio il giocatore spagnolo. Intanto Gargantini fa spallate e calcia col destro sul fondo. Chance per Matteo Gargantini, arrivato dal Petrarca dopo una grande stagione del numero 96. Kame che ha disputato un ottimo primo tempo a San Rufo contro il Sala Consilina, chiudendolo sul 2-2 con il gol di Carlos a pochi secondi dal termine. Poi il muro eretto da Pietrangelo è crollato nella ripresa, con il Sala che sta vivendo un momento d'oro, 3 vittorie in 4 partite. Intanto arriva il fallo da parte di Lamas su Donin, fallo numero 2 per il Capurso. Rivediamo l'intervento in ritardo da parte dell'argentino. Azzoni, Sutton, Gargantini, Sutton, ragiona Gargantini, torna da Donin, Sutton, duella, riesce a passare Gargantini, 1-2, Sutton torna da Perazzetta che non è riuscito a calciare, corner per la Kame Treviso. E arriva il 2-0 della Kame Treviso sugli sviluppi del corner, il gol di Azzoni. Arriva dopo 6 minuti il raddoppio della squadra di Silvio Rocia. Rivediamo sul corner successivo, palla che passa, Azzoni col destro, buca Micoli. Altra grande occasione per la squadra di casa, ancora con Perazzetta. Inizio brillante della Kame Treviso. Rivediamo questo errore in impostazione del Capurso. Ne approfitta anzi Gargantini, la parata di Micoli e Perazzetta, il salvataggio miracoloso da parte di Cutrignelli. Kame ad un passo dal 3-0. Pietrangelo, lancio lungo, la mette giù Perazzetta che però non la tira in campo. Perry, scucchea per Micoli che riesce a servire il compagno, avanza il Capurso. Perry, Giannattasio, ancora Giannattasio, ragiona il numero 20, riesce ad incunearsi, occhio a Giannattasio che entra in area, non calcia, alla fine Pietrangelo la fa sua. Chance per il Capurso, siamo già dalla parte opposta. Contropiede sprecato dalla Kame. Lotta Gargantini, poi il destro da parte di André Ferreira appena entrato. Azzoni, Perazzetta, la tiene Micoli. Giannattasio, Lamas,
Passaggio lungo, preda di Pietrangelo. Ferreira, come abbiamo detto, recupero importante e fondamentale per Silvio Rocha. Ha saltato la trasferta di Sarrufo per squalifica. Gargantini, va via il numero 96, Gargantini, palla al centro, il gol ancora di Azzoni, la doppietta di Giacomo Azzoni sulla grande giocata di Gargantini sull'out di sinistra, e Azzoni a porta vuota deposita la palla in fondo al sacco. Rivediamo la giocata di Gargantini che ha saltato Grandinetti e Azzoni non ha sbagliato. E quindi è arrivato il 3-0. Della Kame. Partenza sprint per gli uomini di Silvio Rocha. Time out per Chiaffarato che vuole un po' riordinare le idee. E quindi partenza a razzo per la Kame che dopo approcci sbagliati soprattutto con L84 e Active, già con il Sala Consilina la squadra di Silvio Rocha è andata 2 volte in vantaggio, partita benissimo. Quindi doppietta di Azzoni dopo il vantaggio di Donin. Pietrangelo, lancio lungo, la tiene Micoli, 11:47 da giocare. Inquadrato già Paviera, il capitano, uno dei volti storici di questa Kame Treviso. Dalla Kame dal 2016 ha rinnovato fino al 2028. 11:38 da giocare, 3-0 per il team di Silvio Rocha. Donin, doppietta di Azzoni. Occhio al Capurso, si inserisce Cutrignelli, resta a terra il numero 17. Mette palla fuori la Kame, problema alla caviglia destra per l'ex giocatore della Pomezia. Nello scontro con Antoniazzi. Riparte il gioco. Non trovato Vieira. Lancio lungo
Ci arriva Giapaviera. Non soddisfatto Chiaffarato di questo inizio della Capurso. Occhio! Stava per combinare un pasticcio il Capurso con Viera ad un passo dal 4-0. Questo errore in impostazione con Micoli che si era allargato. Rivediamo, anzi con Donin che ha intercettato la palla. E quindi Kame è vicinissimo al 4-0. Capurso che dopo l'1-0 ha avuto due chance per pareggiare, poi dopo il 2-0 di azioni la squadra di Chiaffarato è un po' uscita dalla partita. Inquadrati anche i tifosi della Kame Treviso al Palacicogna. 10:43 da giocare. Ancora Viera che lotta, fa sportellate con Grandinetti. Viera la tiene, l'ultimo tocco è del capitano della Kame, quindi si ripartirà con una rimessa laterale per il Global Work Capurso. Cutrignelli, Grandinetti, si allarga nuovamente Micoli, pronto al lancio che arriva puntuale. Non la tiene in campo Primavera che si è ristabilito, anzi Dammacco ancora deve rientrare in campo Primavera dopo il colpo alla testa in precedenza. Viera. Ancora Giapaviera. Antoniazzi. Viera. Perde palla. Grandinetti ci prova col destro. Attento Pietrangelo sul primo palo. Rivediamo la cavalcata di Grandinetti. Bravo Lorenzo Pietrangelo a rispondere presente. Corner per il Capurso. Palla fuori. Pires! Gran gol di Pires che batte Pietrangelo sul primo palo. Accorcia le distanze il Global Work Capurso con il corner di Lamas, il sinistro di Pires che buca Pietrangelo, accorcia. Il Capurso -2 per il team di Chiaffarato a 9:50 dal riposo. Antoniazzi. Viera, Antoniazzi, largo da Donin. Eccolo Donin. Forse c'è fallo. Sì, viene fischiato con un attimo di ritardo. Il fallo su Donin. Cartellino giallo, credo ai danni di Pires. Quindi arriva il primo cartellino giallo del match ai danni di Pires, che poco fa ha accorciato le distanze. Rivediamo l'intervento dell'argentino ai danni di Donin. Fischia Bottini, si riprende Sutton. Ancora Donin. Recupera palla del Capurso. Bucata per Pires che non la tiene. Sutton 1-2 che non si chiude, riparte Pires, occhio con 3 contro 3, va via il numero 7, capisce tutto Antoniazzi. Poi ancora Sutton che si mette in proprio, la tiene in campo, la giocata del croato, e quindi ancora Kame
Gargantini, da quella posizione è nato il gol del 3-0, va via ancora Gargantini, ruleta Gargantini, la parata di Micoli che poi si salva. Altra grande occasione per la Kame, ancora con Gargantini, davvero indiavolato l'ex giocatore del Petrarca. Intanto Lamas tenta di andare via, Pietrangelo senza badare allo spettacolo spazza via. Micoli fa subito ripartire Perry, Capurso vuole attaccare per rimettersi a -1, ma poco fa la Kame ha avuto la chance del +3, ancora con Matteo Gargantini. Bravo Micoli a fermare la corsa del giocatore classe 1996 come il suo numero di maglia. Eccolo qui, Antoniazzi, ragiona Donin, cercava in verticale Gargantini, intercetta Giannattasio, si complica un po' la vita Antoniazzi che spazza via. Rivediamo qui la gran giocata di Gargantini, ruleta, poi il destro, Micoli si è salvato. Poteva candidarsi a un top goal quello di Gargantini. Intanto Donin, Antoniazzi in buca, ancora per Gargantini, non riesce a far correre Sutton, recupera palla il Capurso, poi duello tra Lamas e Gargantini, lo perde Gargantini, la rimessa è per il Capurso. Giannattasio, intercetta Sutton, largo da Donin che calcia col destro, la palla torna a Sutton che attende l'arrivo di Antoniazzi che calcia male, respinge il Capurso, ancora Antoniazzi che regala palla al Capurso. Giannattasio, Lamas, ancora Lamas, Perry, Cutrignelli, Lamas, Cutrignelli, Perry, rischia nel controllo, poi vince il duello, occhio con 4 contro 3, calcia Perry, alto, c'è stata una deviazione, sarà calcio d'angolo. Rivediamo il duello vinto dall'argentino che carica il destro, una delle sue specialità, il tiro dalla distanza, deviato, corner per il team di Chiaffarato. Palla fuori, ancora Perry! Juan Perry, che gol di Perry, 3-2, il Capurso si porta sul -1 al 14esimo, lo stavamo dicendo che è una sua specialità il tiro da fuori. Rivediamo il tocco di Lamas per la botta terrificante di Perry, il Capurso è ancora in partita, che gol di Perry. Subito time out per Silvio Rocia. Il calcio a 5 è fatto di episodi. La Kame ha avuto la chance di andare prima sul 4-0, poi sul 4-1. Il Capurso ha scampato il pericolo e si è rimesso in carreggiata, con i suoi giocatori più esperti, soprattutto con il trascinatore Juan Perry, classe 91. 6:39 da giocare, 5 gol e tante emozioni. Soddisfatto da Chiaffarato dopo un inizio complicato della sua squadra. Sicuramente un inizio non facile anche per il Capurso, che nelle prime 2 partite ha affrontato i campioni d'Italia, i vice campioni d'Italia. Suo primo campionato di Serie A.
Si riparte, quindi 6:38, Sutton, Donin, Sutton, Azzoni. Passaggio lungo per Azzetta. Ancora la palla per Lamas, interviene Pietrangelo. Deve metterci una pezza. Un momento complicato per la Came dopo un grande inizio del team di Rocha. Palla larga, rimessa per la Came. Inquadrato Cutrignelli, uno dei nuovi volti del Capurso, è tornato a casa, giocatore pugliese. Attenzione, Gargantini lotta. Perde palla. Ancora Sutton, spazza via il Capurso con Perri, rimessa dal fondo per Pietrangelo. Sutton ci prova. Rivediamo la giocata del croato nell'1 contro 1 con Pires, sinistro, che lambisce il palo e termina sul fondo. Lancio di Micoli per Cutrignelli, che non la tiene in campo sull'attacco di Azzoni. Ancora il numero 20, Gargantini. Serve Sutton, giocata, perde il duello. (4:33 da giocare), ci prova Gargantini. Sutton, Ferreira, Sutton, Gargantini, lotta, spalle alla porta. Ancora Sutton, si accentra, vuole calciare, sterza sul sinistro, non riesce a servire Gargantini. Pressione di Cutrignelli, anzi di Garofalo. 1-2 ancora, attenzione ad Azzoni con il destro scatenato. Azzoni, autore già di una doppietta. Rivediamo passaggio di Sutton, il destro del numero 20. Ancora Micoli, fare buona guardia. Sutton, palla fuori, Azzoni col destro. Ancora pericoloso il numero 20. Micoli.
Giannattasio. Non la tiene in campo Garofalo, rimessa per la Came. Tanto fallo e cartellino giallo per André Ferreira. Secondo giallo del match dopo Pires, anche André Ferreira entra nella lista dei cattivi del duo Colangeli Bottini. E fallo numero 3 per la Came a 3:12 dal termine. Perry sul punto di battuta. Parte il numero 11 che calcia, ha cercato il destro piazzato sul primo palo. Sfera lontana. C'è stata una deviazione, anzi no. Quindi rimessa per Pietrangelo. Perry era convinto del calcio d'angolo. Lancio di Micoli per Garofalo, colpo di testa di André Ferreira. Garofalo, Lamas si accentra, calcia col sinistro! Il gol di Lamas, il pareggio del Capurso con Nicolas Lamas. Gol numero 6 in campionato per Lamas, l'ha pareggiata già nel primo tempo il Capurso. Rivediamo la giocata di Lamas e con il sinistro beffa Pietrangelo, tutto da rifare per la Came. 3-3 al Palacicogna. E ci sono ancora 2 minuti e 50 da giocare di questo infinito primo tempo. Vieira duella con Grandinetti, cerca e trova André Ferreira che viene fermato, poi la recupera proprio il numero 3 Donin. Sutton, Vieira scarica, Ferreira fermato. Attenzione qui alla parata di Pietrangelo. Ci sta provando il Capurso addirittura a capovolgerla già nel primo tempo. Sinistro, Murato.
La Kame con Sutton pronto alla battuta. Palla fuori. Donin, Sutton. Vieira. Ci prova Donin. Micoli sul primo palo, attento, la tiene. Lancio lungo. Lotta Pires. Attaccato da Sutton. Grandinetti col destro. Pietrangelo. Che occasione per il Capurso. Rivediamo il destro dell'argentino molto velenoso. Deve distendersi. Spaccata. Pietrangelo. Palla fuori ancora. Il sinistro. Ancora Capurso. Vicino al 4-3. Con Pires. Riparte il numero 10 Sutton. Ultimo giro di lancette di questo primo tempo. 3-3 tra Kame Treviso e Global Work Capurso. Ferreira. Donin. Sutton. Blocco di Ferreira. Sutton si accentra. Punizione per la Kame Treviso per questi ultimi scampoli del primo tempo. Donin. Intercetta per un attimo Grandinetti, lancio lungo, palla messa fuori, la palla torna a Pietrangelo. Il destro, una parte di Donin che voleva il calcio d'angolo, non c'è alcuna deviazione secondo gli arbitri, lancio di Micoli, la mette giù Pires ma la palla esce in un secondo momento. La tiene Sutton, finisce qui un pirotecnico primo tempo, 3-3 tra Kame Treviso e Capurso. Noi ci prendiamo una pausa e ci risentiamo tra poco per il secondo tempo, sempre in diretta dal Palacicogna.
Rieccoci in diretta dalla Pala Cicogna, si ripartirà dal 3-3 dopo i primi 20 minuti. Kame che è partita fortissimo, avanti di 3 reti con i gol di Donin e la doppietta di Azzuni. Poi è uscita fuori la squadra ospite, quella di Chiaffarato, che prima ha accorciato le distanze con un gran gol di Pires, poi la staffilata di Perry per il 3-2 e il gran gol di Lamas per il 3-3. Capurso che attaccherà da destra verso sinistra in questa ripresa e Kame da sinistra verso destra. Fischia Colangeli, riparte Kame Treviso, Global Work Capurso. Si riparte come detto dal 3-3 del primo tempo. Dopo il 3-0 dei Veneti è arrivato il pareggio dei pugliesi, una grande rimonta. Squadra di Chiaffarato ha avuto anche la palla del 3-4. Kame che è partita benissimo sul 3-0, ha avuto la palla del 4-0, poi la palla del 4-1. I gol da fuori area, quelli della Capurso. Sutton col sinistro, alto, ci ha provato Sutton. Lancio di Micoli in avanti, cerca Cutrignelli, intanto rivediamo Suolata e il sinistro del croato, palla fuori. Rimessa laterale in zona d'attacco per il Capurso. Il destro murato, poi Cutrignelli non riesce a dar forza al pallone. E riparte la Kame. Donin. Sutton in buca per Vieira. Ferreira. Sutton. Donin, André Ferreira cerca e trova Vieira che viene anticipato da Grandinetti, poi Pires viene fermato da Sutton ma riesce a sgusciare via l'argentino, ma la palla è uscita prima che arrivasse a Lamas, ma la rimessa è per il Capurso. Si tratta di calcio di punizione per il Capurso. Donin. Ci prova Murato. Qui intanto l'uscita di Micoli. Rivediamo la giocata di Vieira, bravissimo Micoli a dire di no al capitano della Kame. Riparte Donin, si allunga la sfera. Lamas, palla in avanti, colpo di testa da parte di Donin che alleggerisce per Pietrangelo.
Sutton. Donin perde il duello con Cutrignelli, che però non riesce a far correre Lamas. Palla che è terminata fuori. Sutton ci prova col mancino. Sutton, anticipato Vieira. Lamas non riesce a servire Pires. Donin, Vieira, 1-2, Vieira sul fondo. Che occasione per Giapa Vieira, con il sinistro non riesce a trovare la via della rete. Rivediamo la giocata col sinistro, palla davvero di un nulla sul fondo. Che occasione per la Camea di tornare avanti. Siamo già dalla parte opposta con Cutrignelli. Tanto cartellino giallo per un componente della panchina della Capurso. (16 minuti 6 secondi, 3-3 alla pala Cicogna. Lamas, esce Pietrangelo. Donin, anzi Gargantini, va via Gargantini, lo mura Micoli. Ultimo tocco del giocatore col numero 96 del team di Roccia, rimessa dal fondo, lancio di Micoli, colpo di testa di Donin, non riesce a ripartire la Camea. Ancora il 22 che ragiona, André Ferreira di prima verso Sutton. Gargantini, Lamas, occhio al Capurso, non riesce a calciare Giannattasio, poi lo fa sul fondo. Rivediamo la conclusione del numero 20 da terra. Inquadrato Gargantini, intercetta Donin il passaggio di Lamas, quindi lancio ancora di Micoli, esce Pietrangelo, mani aperte, si scusa anche con Primavera che si è ristabilito dopo il colpo. Oggi è un po' sfortunato il numero 19. Giornata no per Primavera. Lamas cerca proprio Primavera. Donin col tacco tenta di ripartire ma viene fermato.
Lancio in avanti che diventa quasi un tiro da parte di Lamas. Ci ha provato, ha visto Pietrangelo fuori dai pali. Inquadrato Chiaffarato. Reazione di carattere da parte del Capurso. Sotto di 3 reti è riuscito a riagguantare già nel primo tempo la Kame Treviso. Perazzetta. Palla che esce. Suto col sinistro, attento Micoli sul primo palo. Rimessa. Ancora la conclusione di Donin alta sopra la traversa. Lamas. Perry, autore di un gran gol in occasione del 3-2 nel primo tempo, che ha ridato forza e coraggio al Capurso. Intanto intervento su Primavera, giudicato regolare dagli arbitri da parte di Antoniazzi. Occhio a Gargantini che ragiona. Ancora il numero 5, sempre Gargantini, Antoniazzi, Perazzetta, Antoniazzi, elude l'intervento di un avversario, avanza il giocatore, Perazzetta, giocata sull'Amas, va via Perazzetta, poi viene fermato da Perry. E intanto qui Gargantini non riesce a far correre Perazzetta. Lancio di Perry in avanti, ancora Pietrangelo che esce bene. Lotta qui Giannattasio, però perde palla. La recupera Pires. Intercetta Antonazzi, poi la palla arriva a Micoli che lancia subito lungo. Palla per il suo collega Pietrangelo. Sbaglia qui Antoniazzi, che però ha trovato una deviazione. Ci prova con il mancino Perazzetta, ancora Micoli sul primo palo. Dire di no. Sta aumentando l'intensità la Kame. Sutton, Perazzetta, ancora Sutton, Gargantini sguscia via, deve uscire Micoli. Grandinetti non riesce a tenere Gargantini. Problema la gamba destra per l'estremo difensore del Capurso. Lancio di Pietrangelo. Colpo di testa di Pires. Di confusione, lotta Perazzetta in mezzo a due.
Alla fine Giannattasio lo ferma, ma è rimasto a terra un giocatore del Capurso nello scontro precedente. Colpo alla testa. Grandinetti però si è rialzato. Sbaglia qui la Kame. Perazzetta che non è riuscito a giocarla dopo il tocco di Sutton. Micoli, lancio lungo con Latine, Primavera, anzi Dammacco. Si ripartirà con una rimessa dal fondo con Pietrangelo che allarga subito per Sutton. Antoniazzi, Gargantini, torna dal numero 5. Ragiona. Sutton di prima per Gargantini, anticipato, commette fallo. Gargantini, fallo numero 2 per la Kame. Rivediamo l'intervento falloso dell'ex giocatore del Petrarca con Grandinetti che questa volta è riuscito ad anticiparlo. Grandinetti rischia qui Cutrignelli, non ne approfitta Giapavira. Calcio d'angolo per la Kame, abbiamo visto inquadrato Chiaffarato che si è un po' arrabbiato. La gestione sbagliata della sua squadra in impostazione, ha già rischiato nel primo tempo di subire un gol così. Palla fuori e ci prova Donin, Murato. La palla arriva a Pietrangelo che è pronto al lancio, che arriva lungo, esce Micoli, perde la sfera. Grandinetti senza badare allo spettacolo spazza via, palla che colpisce il tetto del palazzetto e quindi sarà rimessa per la Kame. 11-11 al termine del match, 3-3 tra Kame e Capurso. Antoniazzi in buca per Giapavira, lo ferma Grandinetti. Indicazioni del capitano al suo compagno di volere la palla più bassa per poterla controllare meglio sull'attacco di Grandinetti. Tanto il lancio di Micoli non riesce a trovare Cutrignelli, però trova la deviazione di Antoniazzi, guadagna qualche metro il Capurso. C'è un richiamo da parte dell'arbitro a Donin. C'è uno scontro con Grandinetti a palla gioco fermo. Attenzione, destro, colpo di testa di Antoniazzi. Rimessa ancora per il Capurso, però dalla parte opposta. Palla al centro, la fa sua Pietrangelo, tenta di correre, Vieira fermato con esperienza anche da Pires col corpo. Tutto regolare, 10:50. Stiamo per entrare nell'ultimo quarto di gara. Pires ha dato lui il via alla rimonta pugliese con un gran gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Lamas nel primo tempo. Come abbiamo detto, tutte e tre le realizzazioni del Capurso sono arrivate da fuori area con tiri precisi. Donin, Antoniazzi, Donin, Vieira, Donin avanza, duella con Cutrignelli, lo ferma il numero 17, rimessa in zona d'attacco per la Kame. Scucchiaia fuori, la mette giù
Antoniazzi, non c'è fallo, occhio alla ripartenza, un po' di spazio. Pires che apre il sinistro, si frappone Azzoni. Palla per Pires, non riesce ad incunearsi, riparte Pietrangelo. 10 minuti esatti al termine della gara. Occhio ad Antoniazzi che non riesce ad andare via. Va via Cutrignelli, l'assist per Lamas, alto, occasionissima per il Capurso con Nicolas Lamas. Rivediamo, fa tutto bene Cutrignelli, assist al bacio per Lamas che apre troppo il compasso. Occasione d'oro per il team di Chiaffarato di capovolgere il risultato. Riparte Antoniazzi. Donin in buca. Vieira lotta. Antoniazzi sbaglia qui Azzoni, ma è fortunato nel rimpallo. Vieira si gira in mezzo a due, lascia Donin che duella con Lamas. Calcio a Donin, Micoli con la gamba destra risponde presente sul primo palo. Calcio d'angolo per la Kame. 9:26, chance per Donin. Rivediamo, ci ha provato a sorprendere Micoli. Altra conclusione, altra deviazione, altro calcio d'angolo. Ci ha provato Azzoni, autore di una doppietta nel primo tempo. Donin. Pietrangelo, lancio lungo che diventa quasi un tiro. Controlla Micoli. Siamo già dalla parte opposta. Lamas, anzi Pires, controlla Grandinetti. Cutrignelli non riesce a far correre Pires che di fatto ha fermato la sua corsa. Infatti si dispera Cutrignelli perché è andato a cercare il compagno senza guardarlo, dato di prima intenzione. E qui Ferreira non riesce a far correre Giappa Vieira. Micoli, lancio per Lamas, non ci arriva il numero 12, anche un malinteso con Cutrignelli. Di fatto i due si sono fermati. Rimessa laterale per la Kame. 8:38 termine di questa partita. Settimana prossima ci sarà la sosta, si tornerà in campo il 24 ottobre con la Kame che sarà ospite dell'Ecositi Genzano. Intanto Sutton, Murato, intanto Donin vince il rimpallo. Donin, la parata di Micoli, poi il salvataggio di Cutrignelli. E poi Micoli si mette in proprio, siamo già dalla parte opposta. Arriva il fallo su Giannattasio di Sutton. Che occasione per la Kame. Poco fa questa incursione di Donin che supera Grandinetti, salva Cutrignelli. Micoli non l'ha toccata, intanto crampi per Donin. Arrivato il fallo della Kame, stavamo parlando dei prossimi impegni con la Kame che sarà di scena al Pala Cesaroni. Il 24 ottobre. Rivediamo ancora l'occasione per Donin che è riuscito a scavalcare Micoli. Bravo Cutrignelli. C'era anche André Ferreira pronto sul secondo palo per depositare la palla in fondo al sacco, mentre il Capurso ospiterà l'L84 Torino.
La punizione, la parata di Pietrangelo. Lancio lungo, la tiene Cutrignelli all'indietro, di prima intenzione Grandinetti, non trova Giannattasio e poi sbaglia qui il controllo Gargantini. Rimessa Capurso. Non l'ha battuta bene la rimessa Giannattasio, che quindi passa alla Kame. È uscito Donin, abbiamo visto, ha risolto i suoi problemi con i crampi. Corso tanto, giocatore con il numero 22 in maglia celeste. Ci prova Sutton, ma c'è stata la deviazione sul secondo palo di André Ferreira, che fa 4-3 al 13°. Rivediamo. Gol in coabitazione tra Sutton e André Ferreira. Rivediamo la sterzata di Sutton, che calcia col destro. Non l'ha toccata perché lo speaker dà il gol a Sutton. Poi lo scopriremo più avanti. Sa di fatto che è tornata in avanti la Kame. A 3, inquadrato Giannattasio, che si è fatto saltare da Sutton in occasione del gol. Eccolo qui Sutton, scucchia in avanti, palla per Micoli. Lamas scambia con Giannattasio, avanza il numero 20, riesce a servire Cutrignelli. Gargantini ferma Lamas e ringhia con la sua panchina. Non c'è fallo su Cutrignelli, ancora Gargantini demoniato in questi minuti. Mette giù Gargantini, che prova il destro sul fondo. Lamas. Perry. Ancora Lamas. Vuole tornare da Perry, anzi da Pires. Sbaglia qui Gargantini. Vince il duello Perry. Perry, l'assist per Cutrignelli, che non ci arriva. Che occasione per il Capurso. Ancora Perry protagonista. Vince il duello con Antoniazzi. Serve un assist a Cutrignelli, che ci arriva in ritardo. Si è salvata la Kame, che si è fatta trovare scoperta in questa circostanza. Vediamo poi se riusciamo a svelare il marcatore del 4-3, se l'ha toccato o meno André Ferreira sul secondo palo. Le immagini non sono chiarissime, anche perché Sutton ha calciato molto forte. Eccolo qui, Josip Sutton. Nel parquet da asciugare, tra poco si ripartirà con Pietrangelo che serve Antoniazzi. Lancio lungo, lotta Vieira. Ancora Antoniazzi, Vieira per il movimento di André Ferreira. Calcia male, Micoli si mette in proprio, lascia la sua porta. Grandinetti, occhio che ha spazio, Grandinetti, murato. Ci prova Pires! Bola Pietrangelo, ma non l'ha toccata, sarà rimessa dal fondo.
Rivediamo la conclusione improvvisa dell'argentino del Capurso. Vieira. Ancora Sutton. Antoniazzi trova la deviazione di Pires, rimessa laterale per la Kame. 5:29 al termine della gara. Sutton. Antoniazzi. Non riesce a trovare Giappa Vieira e quindi Micoli. Pires. Anzi Lamas. Ancora il numero 12. Cutrignelli. Grandinetti sbaglia il controllo sul passaggio complicato però di Cutrignelli. Donin. Sutton. Ultimi 5 minuti del match. Antoniazzi. Sutton. Vieira. Donin. Antoniazzi. Vieira in avanti col sinistro per il movimento di Sutton. Passaggio lungo, preda di Micoli. Pires. Colpo di testa per il movimento. Che occasione per il Capurso con Pires che si era inserito con i tempi giusti. Lancio di Lamas, la sponda di Giannattasio, anzi di Grandinetti, e Pires praticamente si è divorato il gol del 4-4 sotto porta. Grandinetti. Intercetta Donin. Antoniazzi. Donin. Ancora il numero 5. Sollecitato anche Pietrangelo. Lancio lungo per Donin che non ci arriva. Rimessa dal fondo per Micoli. Ultimi 3:48. Vediamo. Infatti, time out per il Global Work Capurso alla prima occasione utile. Vediamo se sarà tempo di portiere di movimento per Chiaffarato. Lamas. Pires. Poco fa grande occasione per l'argentino di impattare. Micoli, lancio lungo. Mette fuori Antoniazzi, poi André Ferreira. Donin. Ancora lancio lungo di Antoniazzi. Lungo, troppo. Ecco qui, time out per il Global Work Capurso con Chiaffarato che vuole riordinare le idee. Vediamo se fin da subito sarà portiere di movimento per il club pugliese. Primo tempo scoppiettante, secondo molto più equilibrato. Le occasioni non sono mancate da ambo le parti. E avanti la Kame con la rete di Sutton. Poi capiremo se l'ha toccato meno André Ferreira. Ecco qui le indicazioni del tecnico pugliese ai suoi. Ricordiamo Capurso senza Binghioba, infortunato. Tre minuti 8 secondi. Micoli. Perry. Lancio lungo, troppo lungo. Palla preda di Pietrangelo con il Capurso che non riesce a mettere il portiere di movimento che è pronto. Come possiamo vedere dall'inquadratura sarà Grandinetti ad essere il portiere di movimento di Chiaffarato.
Ecco qui Micoli che esce, pressione della Kame, Perry scucchiaia, occhio che Grandinetti è da solo, intervento pulito di Antoniazzi che subisce anche il fallo, cartellino giallo per Dammacco, terzo giallo del match dopo Pires e André Ferreira. Fallo tattico per non far ripartire in contropiede la Kame, mancava anche Micoli tra i pali. Rientra Grandinetti, sarà 5 contro 4 per il Capurso. Tanto le Cositi avanti 2-0 sul campo del Pomezia. Ricordiamo stasera Napoli Futsal CDM. Lamas. Rischia un po'. E Antoniazzi con esperienza guadagna una rimessa. Rientra Micoli. In avanti Perry, Pires, un po' di spazio, Pires, murato, palla che esce. Tanto problemi per un giocatore della Kame, per Antoniazzi, si è fatto male nel bloccare il tiro di Pires. Problemi alla caviglia destra per il numero 5, classe 97, uno dei nuovi volti della Kame Treviso di questa stagione. Ricordiamo domani a completare il quadro per la quarta giornata Covei Meta Catania Roma 1927 alle 17:30 in diretta sul canale YouTube della divisione e alle 20:45 in diretta su Sky Sport e sul canale YouTube della divisione Feldieboli Pirossigeno Cosenza. Intanto rivediamo la respinta di Antoniazzi e poi ha sentito dolore alla caviglia destra, lascia tra gli applausi del Palacicogna. Vediamo se sarà in grado di terminare il match. Sarebbe una grave perdita per Rocia, soprattutto ora che il Capurso schiera il portiere di movimento, perdere un giocatore dell'esperienza di Giancarlo Antoniazzi. Perry. Tanto sbaglia qui il tocco Lamas, però è fortunato perché ha trovato la deviazione sbagliata di André Ferreira e quindi rimessa per il Capurso. Ultimi 120 secondi già iniziati. Lamas, anzi Perry, Grandinetti, Lamas, ci prova Perry, paratona di Pietrangelo, calcio d'angolo per il Capurso che si riorganizza. Perry, Lamas, Perry carica nuovamente il destro, sterza sul sinistro, torna da Lamas, passaggio intercettato ancora Capurso, la fa sua Pietrangelo che serve Donin, occhio che la porta è vuota, va via Donin, lo ferma Nitti col numero 33 appena entrato. Rientra Micoli, il vantaggio qui per su Giapavira, rimessa dal fondo per il Capurso. Perry, ultimo giro di lancette. Lamas,
Nitti, Perry, calcia, respinge Pietrangelo. Pires, Lamas, Perry, Pires, 35 secondi, Perry in buca, deviazione di Donin, resta lì Perry, Pires, Perry, ancora Perry, Pires, Perry, 18 secondi, Lamas, Nitti, a spazio, palla al centro e il gol da parte di Grandinetti, arriva il pareggio del Capurso a 13 secondi dalla fine, Guido Grandinetti, splendida l'azione con il portiere di movimento del Capurso e Grandinetti a porta vuota, fa 4-4. A 13 secondi dal termine. Sutton, vediamo se c'è tempo per un'ultima azione. Riparte il Capurso, 2 secondi, va via Pires. Ancora il Capurso con il tentativo di Pires, la respinta di Sutton finisce qui. Fischia 3 volte Colangeli e 4-4 tra Came Treviso e Global Work Capurso. Primo punto in campionato per la Came. Secondo risultato utile consecutivo invece per il Capurso, che allo scadere, riagguanta il team di Silvio Rocia con la rete di Grandinetti. E quindi è 4-4, smuove la classifica la Came che sale a un punto, 4 invece per il team di Chiaffarato. È tutto dal Palacicogna e noi ci risentiamo alla prossima. Buon weekend di futsal.